Le nostre terre sono conosciute per il vino, ma c'è stato un tempo in cui preferivamo la birra. I nostri antenati, paloveneti, celti o galli, la producevano in casa, lasciando che il malto fermentasse in larghi catini di rame. In alcune delle loro leggende si narra che gli ingredienti sinceri della birra fornissero agli uomini forza e salute. È riscoprendo tradizioni come queste che la famiglia Villanova ha voluto raccontare il birrificio Cabarley a Sernaglia. La produzione biologica ci vuole 3 anni perché si realizzi e si sviluppi, perché serve un certo tipo di conversione. In questo tempo abbiamo anche sviluppato e appunto da pochi mesi realizzato il birrificio. Quindi da produzione di orzo, l'orzo poi viene maltato che poi si trasforma in birra. All'inizio dei campi, proprio dove ora si trova lo stabile, c'era una vecchia casa appunto di nostro nonno, non era mai stata abitata, era solamente stata costruita il grezzo, è rimasta così. Poi per costruire il birrificio l'abbiamo demolita e abbiamo costruito questo, per cui abbiamo coniugato il Ca con barley, quindi un birrificio nel quale intorno si coltiva la materia prima per la produzione di birra. Quando parliamo di birra biologica a metodo artigianale, intendiamo quindi un processo di produzione completo e autentico. Prima della produzione della birra è fondamentale una severa selezione dei lupoli biologici, la raccolta dell'acqua, la cui purezza è fondamentale, e ovviamente il malto, che deriva dall'orzo raccolto proprio da questi campi. Allora, dove la birra prende proprio il profilo distinto fra un mosto e l'altro è la bollitura nel recipiente che è alle mie spalle. Perché? Perché lì inseriamo uno o più lupoli che sono l'ingrediente che dà l'aroma e l'amaro e le caratteristiche principali alla nostra birra. Anche il lievito è importante, ma il lupolo può proprio distinguerla per categorie e tipologie di birra. Il birrificio Cabarley rappresenta un'eccellenza che si è saputa distinguere per originalità e qualità anche all'estero, vincendo premi prestigiosi nel settore dei gourmet della birra. Le 4 birre sono una Pils, beverina, veloce a 4,8 gradi. Siamo poi a uno stile Vienna, una Fred, una birra ambrata. Infine abbiamo uno stile IPA Lu, quindi uno stile IPA è fatta con 7 luppoli, per cui è molto profumata, a 6,8 gradi. E poi abbiamo anche la birra di Natale, è fatta con il miele, leggermente amarottica e poi rimane neutrale come sapore. Per provarne la qualità nel concreto, poi, basta fare 2 passi a Sernaglia, senza dimenticare il cavatappi.